Bene, questa sera siamo al ristorante Ai Dogi, qua in pieno centro Chioggia, abbiamo un forestiero, abbiamo Alessio Tagliatti che è presidente della cooperativa Gorino, che ci sta ragguagliando sugli ultimi sviluppi. Noi abbiamo vecchi ricordi di Gorino anche molto simpatici e questa sera siamo qui perché c'è una presentazione di questa produzione, è un allevamento e coltivazione, adesso ci spiegherai meglio tu, di ostriche mignon. Intanto complimenti perché so, insomma, prima ci raccontavamo che anni addietro venivamo con i miei fratelli con i motori, poi i miei fratelli hanno continuato con i motori, con la nautica, con Goro, ma io ho sempre visto questa vostra grande capacità di usare il territorio come, non come, diciamo, come rapina, mettiamola così, ma come con lo spirito imprenditoriale e dell'allevamento. Certo. E quindi questa per me è una sorpresa che non sapevo neanche, perché insomma quanto tempo è che state facendo questo Questo è un progetto che ha 5 anni, che però è stato iniziato 5 anni fa e abbiamo fatto un anno di test, però per politiche di cooperativa è stato abbandonato perché in quel momento là il nostro core business erano le vongole veraci e quindi si è deciso tramite una votazione in assemblea che le ostriche per quel momento lì venivano abbandonate. E un anno fa giusto, con il problema del granchio blu, abbiamo gli stessi soci che avevano bloccato il progetto delle ostriche, hanno iniziato a dire ma perché non iniziare ancora il progetto ostriche? Io, essendo che sono 14 anni che sono presidente e all'epoca ci credevo molto, ho riniziato il progetto e ad oggi siamo per la prima vendita, specialmente qui a Chioggia. Mi fa molto piacere, ecco, specialmente perché mia mamma è di Sottomarina, quindi abbiamo anche un legame di sangue. Sì, è vero. Senti, raccontaci un po' come la semina, da dove viene, che difficoltà avete avuto, e poi anche il problema dei granchi blu che ultimamente questa è molto preoccupante, no? Questa semina è semina della Gigas, quindi come specie l'ostrica è la Gigas classica, come altre famose ostriche, specialmente qui del Delta, sia a Goro che a Scardovari, e i semi viene tutto dalla Francia. Noi abbiamo già dei partner che ci rifornivano seme di vongole e quindi da lì è iniziato questo progetto con loro, questo confronto, il fatto della mia volontà di voler fare ostriche e cosa ho fatto? Mi sono fatto consigliare da loro che cosa potevo fare e come potevo farlo. Abbiamo iniziato il progetto con un sistema che si chiama Flip Farm, è un sistema galleggiante, è un sistema che sono delle ceste dove c'è un galleggiante attaccato sopra e che questo galleggiante serve per girare la cesta e far emergere le ostriche per simulare la marea francese. Perché questo? Perché l'ostrica ha bisogno di stare fuori dall'acqua, perché facendo così il muscolo all'interno dell'ostrica si sviluppa, perché l'ostrica si chiude, no? Certo. Quando viene fuori dall'acqua sente il sole, sente l'aria, sente il freddo, inizia a chiudersi, poi tutti i giorni la tiri fuori dall'acqua, tutti i giorni la rimetti dentro nell'acqua, gli fai dei cicli, automaticamente lei apri, chiudi, facendo sì noi fa ginnastica. Fa ginnastica, è un culturista, infatti il rapporto muscolo e carne è molto più elevato che qualsiasi altra ostrica in tutto il mondo. Beh, si parla tanto ogni più sospinto di sostenibilità e poi non si sa veramente quanto è sostenibilità, ma in questo caso mi sembra che avete centrato pieno, oltre ad avere un prodotto alternativo alla vongola, ma avete anche un prodotto che è assolutamente sostenibile, voglio dire. Certo. Cioè non andate a razziare l'ambiente? No. Avete delle quantità, come funziona? Allora, noi veniamo dal concetto delle vongole che noi non andavamo più in natura a prendere il seme, lo si prendeva direttamente con dei riproduttori italiani, quindi dei genitori italiani, facevamo far fare del seme ai centri di riproduzione e da lì si iniziava un nuovo ciclo di semina, quindi eravamo a 360 gradi sostenibili, quindi in natura non si andava più a razziare. Quindi su quel concetto abbiamo portato avanti quella mentalità di sostenibilità
e abbiamo iniziato il progetto, che è un progetto bello perché ci sta dando delle soddisfazioni uniche. Il prodotto è stato presentato a Barcellona la settimana scorsa in fiera Gli e spagnoli cosa dicono? ma più che gli spagnoli, i nostri politici italiani. E qua abbiamo, vieni Raffaello, qua abbiamo lo chef, il direttore Buonasera. del ristorante del Dogi, che tra l'altro non solo i Dogi, abbiamo anche il Sì. Medioevo, e quindi complimenti, abbiamo parlato qua con Alessio, ci ha raccontato appunto questa nuova novità. Questa novità molto interessante, molto... Adesso bisognerà anche assaggiarla. sicuramente. Beh, A allora te l'onore. sentiamola no. prima. Molto buona, buonissima, dolce, buona veramente. Questa è un'ostrica molto dolce perché avendo questo muscolo così sviluppato, quindi ti dà la sensazione della parte croccante all'interno con il sapido dell'animale, quindi hai proprio un contrasto di molto dolce e sapido che si equilibra. Io non mangio spesso le ostriche, ma credo che ho mangiato questa qua mi sembra... Questa ostrica, me la ricordo più grossa, Perfetto. me l'ho sentita Sì. schiacciata più Questa è stata studiata consistente. così piccola anche perché è mignon, così piccola per andare a prendere un mercato di persone che non sono abituate a mangiare l'ostrica. Ah, sì, infatti. E è un'ostrica molto delicata, quindi poco sapida, molto dolce. Ma poi farei anche un risotto o non si può? Sì, faremo un risotto Di ostriche? di ostriche e champagne, si è abbinata con uno di questi vini e poi proseguiamo per la serata. Bene. Degustazione. Grazie. E grazie a voi, Grazie. è stato un piacere. Grazie. A voi, grazie.